Era il 17 febbraio 1992, era a Milano e i carabinieri del capitano Roberto Zuliani entrarono nel Pio Albergo Trivulzio, colsero in flagranza di reato il direttore Mario Chiesa mentre riscuoteva una tangente. Fu l'inizio di Tangentopoli, fu la fine della Prima Repubblica, secondo molti, e allora come ricordare quei momenti che sono passati 30 anni, come avete sentito, se non avendo il diretto protagonista Roberto Zuliani qui al mio fianco, che oggi è sindaco di Mortegliano. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, Zuliani, avremo modo di parlare anche della sua bellissima cittadina, col bellissimo campanile. Ci mancherebbe altro, con piacere. E prima di tutto, però, visto che sono passati 30 anni, volevamo un po' sapere cosa fu Tangentopoli in quei tempi, come la visse e soprattutto quel giorno del 17 febbraio 1992. Magari sentendola la sua voce è tutta un'altra cosa rispetto a quello di leggerlo sui giornali. Bah, allora, partendo da quel giorno, dal 17 febbraio, è stato per me e anche per tutti i ragazzi che lavoravano con me sicuramente un giorno particolarissimo e che non si può dimenticare. Iniziato da lì un'attività di indagine, un'indagine che poi nel corso degli anni prima è stata osannata, poi è stata vituperata. Sembrava quasi che la critica da una forma assiologica, quindi di valore dell'indagine, poi è passata invece a una forma esclusivamente critica, troppo critica anche, nei confronti di chi aveva lavorato. Ma io credo che non si possa accusare la polizia e non si possa accusare nemmeno il giudice che condanna il ladro. Forse bisognerebbe valutare il comportamento del ladro. E purtroppo col passare del tempo determinate posizioni sono un po' cambiate, no? All'epoca Milano era La Milano da bere. una Milano da bere, Giusto? sì. Era una Milano particolare, molto ricca, una Milano dove circolavano i soldi, dove c'erano gli affari più importanti. Chiesa era un uomo del Partito Socialista, uno dei punti che individuavano di più il gruppo craxiano e il gruppo socialista su Milano. Ed era anche quello che raccoglieva i fondi per il Partito Socialista. Quando siamo intervenuti quel giorno lui aveva appena incassato 7 milioni da un imprenditore, che era metà dell'importo chiesto, per assegnare a questo imprenditore, Luca Magni, un contratto di pulizia per 140 milioni. E quindi abbiamo preparato l'operazione. Luca Magni è venuto da me 2 giorni prima, dicendomi che doveva fare una denuncia particolare. Era stato accompagnato da una persona che io conoscevo, che era l'allora segretario dell'associazione commercianti di Milano, industriale, anzi, chiedo scusa, artigiani, io avevo rapporti con questa persona perché la mia sezione trattava fondamentalmente sequestri di persone ed estorsioni, non trattavamo reati contro la pubblica amministrazione. L'ha accompagnato da me, mi ha detto si può fare qualcosa, ho detto sì, prendiamo la denuncia, vediamo tutto quello che c'è. In seguito alla denuncia sono andato da Di Pietro, che era magistrato di turno, e ho detto ho bisogno di un'intercettazione, necessità di avere un decreto di intercettazione ambientale d'urgenza. Abbiamo predisposto le microspie, abbiamo predisposto le telecamere all'interno di una borsa e da lì è partita a mani pulite. E quelle banconote che furono consegnate c'era la vostra firma anche? Si dice Allora, questo? sì, noi abbiamo consegnato una prima tranche di 7 milioni perché temendo che qualcosa potesse andare storto bisogna sempre avere una via di fuga, no? E riparare, quindi non abbiamo dati tutti i 14, abbiamo dati 7, questi 7 milioni sono state tutte le banconote fotocopiate e una ogni 10 sottoscritte da me e da maresciallo Deiannello che era lì con me e da un altro carabiniere. Dopodiché le abbiamo consegnate e Luca Magni è entrato. Poi lui è entrato? Lui è entrato, sia la microtelecamera che la microspia erano in funzione. Fuori avevamo il punto di ascolto, Magni è stato accompagnato da un maresciallo fino alla segreteria, poi è entrato da solo, il maresciallo atteso fuori. Nel momento in cui dall'ascolto sono uscite le parole va bene, mi dia questi soldi, gli altri me li porterà la prossima settimana, siamo intervenuti, siamo entrati e abbiamo detto ci dia
I soldi. Ah, dice sì, stavo per chiamarmi perché... Cioè, ha inventato un po' di storie, insomma, dico, guardi, mi ha detto questi sono soldi miei, no, dico, guardi, questi sono soldi nostri. Fu una frase pronunciata da lei? Sì, questi sono soldi nostri, sono firmati, ce li dia. Lui? E lui lì ha capito che immediatamente, una persona intelligente, non era... ha capito immediatamente, dice non c'è più niente da fare. E Ma è vero che lì nascose poi... altri soldi? C'aveva altri soldi in No, quel nello momento? studio No. non c'erano altri soldi, abbiamo trovato altri 100 e rotti Sì. milioni in contanti a casa sua nel cassetto d'incomodo della Camera. Poi cosa accadde nei giorni seguenti? Ma nei giorni seguenti abbiamo iniziato ad indagare a 360 gradi sulla persona per vedere tutto quello che c'era. Abbiamo trovato dei conti bancari coperti, altri intestati fittiziamente alla madre, al padre, alla segretaria e dopo una decina di giorni abbiamo trovato anche, attraverso l'analisi dei documenti sequestrati, i conti in Svizzera e quindi la situazione poi è andata avanti, si è evoluta fino a dove è arrivata. Fino ad arrivare a migliaia di indagati e anche di persone dopo citate, insomma, a giudizio, ma si rendeva conto che da lì sarebbe iniziato diciamo, tutta la grande inchiesta su Mani Pulite, in quel momento? Beh, allora, l'arresto di Chiesa, Chiesa, come ho detto prima, era una persona conosciuta, quindi c'è stato sicuramente tutti quanti quelli che lavoravano con me, io e quelli che lavoravano con me, abbiamo capito perfettamente che avremmo aperto un qualche cosa di importante, ma non a livello nazionale, a livello locale, milanese, provinciale, diciamo anche regionale. Il salto, il balzo dell'indagine si è avuta quando sono stati arrestati i primi 8 imprenditori, poi sono stati arrestati altri 12-13 e da lì, dalle tutte le dichiarazioni rese dagli arrestati, abbiamo costruito l'insieme del mondo delle tangenti milanesi. Come avete scardinato tutta questa Tangentopoli? Cioè, questione di intuizione, questione anche un po' di colpi di fortuna, magari possono capitare, oppure... direi che colpi di fortuna in questa indagine non ci sono stati, nel senso che è stata, se vogliamo anche definirla in maniera banale, un'indagine semplice dal punto di vista strettamente investigativo. Perché al di là della prima fase in cui sì, abbiamo dovuto mettere in campo le capacità tecniche, molte capacità tecniche per poter fare sia la registrazione sia la ripresa di quanto accaduto, poi come arrivavano in carcere parlavano tranquillamente tutti quanti, quindi non c'è stata la necessità di... Bisognava... Si è superato il primo scoglio in cui anche Mario Chiesa non parlava e dopo ha collaborato... Mario Chiesa sicuramente molti attribuiscono alla frase di Craxi, quando Craxi lo definì Mariolo, che lui da quella frase poi abbia iniziato a parlare e a fare dichiarazioni di un certo tipo. Ma io credo che lui si sia reso conto, oltre alla frase, oltre al termine usato da Craxi, lui si sia reso conto della sua situazione estremamente precaria nel momento in cui abbiamo trovato tutti i suoi conti, anche i conti in Svizzera, e di conseguenza da lì ha capito che non sarebbe uscito. E quindi... Lei ha vissuto come capitano lì 8 mesi, un anno? No, come capitano, io a Milano ho vissuto 4 anni e mezzo sì, in quel periodo. L'indagine diciamo dal 17 febbraio al 14 mesi dicembre. Intensi. Mesi intensi, mesi pesanti. Eravate considerati degli eroi? È un termine che non mi piace. Io credo allora, che oggi si parla di eroi parlando di infermieri, per esempio. Beh, non so se si abusa. Io credo che il termine eroe si debba dare ad altre persone, non a chi fa il proprio lavoro e il proprio dovere. Gli eroi sono altri. Dico semplicemente che eravamo persone che desideravano lavorare, che lavoravano con intensità, con tantissima intensità. Le faccio vedere una foto. Sì. Penso che sia inedita. Sì. Questa è del 1992, lì io sono con Di Pietro, era la festa dell'Arma, eravamo lì in via Monti, in via Vincenzo Monti, nel giardino dietro la foresteria
e eravamo in piene mani pulite, ma oltre a fare l'indagine, lei mi vede sono in grande uniforme perché ero anche comandante del plotone, quindi svolgevo anche quella funzione. Quindi. Allora, le posso rivelare che abbiamo sentito oggi Di Pietro, Sì, che la saluta moltissimo. mi fa piacere. Ha detto che è un ottimo Ricambio i ricordo saluti. e si è detto di chiamarlo ogni tanto, Sì, di lo ritirare le chiamerò, orecchie, ecco, Va perché da bene. tanto che non vi sentite. Sì, è un po' di Però lui ha tempo. detto che da 1 anno e mezzo che ha deciso di non parlare pubblicamente, quindi ha detto non intervengo, ma avrei avuto molto piacere. Ma che profilo aveva Di Pietro in quel momento? Cioè, che ricordo ha di lui? Allora, Di Pietro aveva una grossa qualità, sapeva mettere insieme il suo precedente, quello che aveva acquisito, le skills che aveva acquisito nelle sue precedenti attività di poliziotto con quelle di magistrato. E unendo le due cose i risultati ottenuti erano sicuramente molto positivi. Poi c'è anche da dire che a un certo punto è stato supportato da altri 2 validissimi magistrati, Colombo e Davigo. Il pool. Il pool, sì, poi c'era D'Ambrosio, poi sono entrati tanti altri, ma fondamentalmente il gruppo forte era costituito da questi 3 magistrati. E lavoravano anche molto bene. A me, dicevo prima all'inizio, dà un po' fastidio il fatto che quasi siano state definite, Mani Pulite sia stata definita da più di qualcuno in tempi successivi, forse come scusante o come attenuante a quello che avevano commesso amici o loro stessi, sia stata definita come un'indagine artatamente costruita per creare entropia nel sistema dei partiti, quindi confusione, distruzione, per arrivare alla distruzione dei partiti. E invece? Ma assolutamente no. È partita, come ho detto prima, è partita perché c'era un ladro. Il ladro è stato arrestato, il ladro è stato giudicato. Non è responsabile chi lo ha arrestato o chi lo ha giudicato. Possiamo discutere le sentenze sicuramente, ma dobbiamo tener conto che lì c'era una flagranza di reato, quindi non c'era niente di costruito successivamente in un procedimento penale con delle prove portate in tribunale e valutate in tribunale, intercettazioni telefoniche e via dicendo. Era un arresto in flagranza di reato. L'arresto in flagranza di reato è quello. Certo. Non puoi scappare. Andiamo in pubblicità, Zuliani. Va bene? Poi vorrei capire anche quanto è cambiata la giustizia da qui a 30 anni anche. E soprattutto su Tangentopoli e criminalità organizzata oggi. Pubblicità e poi parleremo anche di Mortegliano. Bentornati in diretta con Screenshot. Vicino a me Roberto Zuliani, sindaco di Mortegliano. Perché Roberto Zuliani? Perché parleremo ovviamente di Mortegliano, voi che abitate in quel paese, però abbiamo parlato con lui perché è stato capitano quando ci fu l'arresto di Mario Chiesa, 30 anni fa, Tangentopoli, è passato tanto tempo Zuliani, veramente. Tanto tempo. Tanto tempo, tanti ricordi. È cambiata tanto la giustizia da allora? Ma non è che la giustizia sia cambiata tantissimo, credo che purtroppo molti abbiano dato una lettura non corretta della giustizia e che quindi la giustizia sia diventato l'oggetto del contendere in tantissimi momenti e che tanti abbiano sperato nella giustizia per risolvere problemi personali. La giustizia è qualcosa di diverso. Io trovo correttissimo che i magistrati debbano mantenere la loro completa indipendenza. Trovo anche correttissimo comunque che se un magistrato decide di fare qualcos'altro, lo decide per sempre e non lo fa e poi rientra. Quindi deve rimanere al di fuori dei giochi perché solo così possiamo dire di avere una giustizia giusta. Certo. Non è una ripetizione, è corretto. E invece Tangentopoli è sparita? O c'è una Tangentopoli 4.0? Visto che va di moda tanto adesso parlare di 4.0. Oggi sono cambiati determinati parametri. Una volta il politico cresceva attraverso una scuola politica, attraverso dei partiti, che sicuramente gli davano una formazione ideologica, ma gli davano anche una formazione e una preparazione politica vera. Oggi purtroppo questo non c'è più. Dico purtroppo perché trovo molta impreparazione in tanti politici e questo non fa bene né all'Italia né all'intero sistema.
Quindi non è che non ci sia più Tangentopoli, sicuramente c'è. Sono cambiati i parametri, come dicevo prima, perché già dalla legge Bassanini al politico è stata tolta la possibilità di contrarre in prima persona. E di conseguenza oggi abbiamo tanti punti dove andare a mettere il naso, no? Perché se noi calcoliamo che in Italia sono circa 4.900, diciamo 5.000 comuni, se ogni comune ha 3 TPO, quindi titolari di posizione organizzativa che possono contrarre direttamente, ha quanti RUP, che sono i responsabili degli appalti, che sono quelli che maneggiano materialmente i soldi, da 5.000 siamo passati a 20.000. Quindi se prima dovevamo osservare 5.000 persone, adesso ne dobbiamo osservare 20.000. È chiaro che questo comporta anche una difficoltà superiore nell'andare a cercare dove c'è il marcio. Chiaro, ci sono tante normative, c'è l'anticorruzione, c'è l'ANAC, ci sono tutte queste forme di controllo che non sempre comunque è un controllo efficace e non sempre è un controllo attento e approfondito, perché dipende molto da chi effettua il controllo. Quindi andare a cercare su 20.000 soggetti, anziché su 5, diventa molto più difficile. Se poi quei 20.000 diventano 30, perché se andiamo a fare altri conteggi sicuramente arriviamo a quel numero, vedo un po' lei dove arriviamo. Insomma. Mi pare di aver capito anche dalle sue parole, ascoltandola, che parlava dei politici, che magari non c'è più la cultura di una volta, Sì. e lei deve confrontarsi oggi con i politici. Lei è un sindaco, Io deve confrontarsi con i tecnici. Io mi devo confrontare con i politici e con i tecnici, Esatto. certamente. E come giudica questa sua esperienza in questi 3 anni da sindaco di Mortegliano? Sei un po', non dico pentito a essere arrivato a essere eletto, perché comunque credo che sia un motivo d'orgoglio, ma pensava che fosse un po' diverso magari la macchina burocratica? Sicuramente c'è una cosa da dire, non mi sono pentito, ho fatto una scelta all'epoca e avrei dovuto forse non farla all'epoca, non adesso mentre sto giocando. Il gioco va portato fino alla fine. Gioco naturalmente inteso Certo. come lavoro, come attività, va portato alla fine, bisogna Immagino che concludere. sia anche una passione poi alla fine. Bisogna che ci sia bisogna che ci sia tanta umiltà nell'affrontare determinate situazioni e tanta voglia anche di donare le proprie capacità e la propria persona alla comunità, quindi essere disponibili verso la comunità. Il confrontarsi con i tecnici e con i politici sicuramente non è facile, ma non è impossibile. Tante persone sono preparate, tante persone hanno notevoli capacità, qualcun'altra un po' di meno, ma così succede in tutte le strutture, in tutte le organizzazioni, piccole o grandi che siano. Il problema più grosso è che forse per i comuni piccoli come il mio, comunque, che hanno esigenze amministrative di un certo tipo, quello che manca è il supporto dei tecnici e il supporto del personale amministrativo, perché siamo in carenza. Se lei pensa che in Friuli ogni segretario ha una media di 3 comuni, stiamo poco a fare dei conteggi. Questo rende sicuramente molto più difficoltoso portare avanti tanti problemi e tante situazioni che si vengono a creare. Lei peraltro ha dovuto affrontare in questi 3 anni, soprattutto 2 anni di pandemia. E se non sbaglio anche la casa di riposo lì a Mortegliano ha avuto numerosi problemi. Fu una delle prime, insomma, in cui è stata forse la prima casa di riposo, nonostante sia stata chiusa anticipatamente, perché io ho emesso un'ordinanza di chiusura delle visite dei parenti, quindi solo il personale addetto poteva entrare, nonostante l'avessi chiusa ancora prima. Non sbaglio anche la protezione civile portava i pasti dentro? Successivamente sì, no, io l'ho chiusa ancora prima della disposizione ministeriale, perché ero preoccupato. Nonostante questo è entrato e ha fatto 19 morti. Che non è poco, noi ci siamo trovati con più di metà del personale totalmente assente perché era malato. Devo dire un grazie alla Regione, io lo dirò sempre,
grazie all'assessore Riccardi, al vicepresidente, perché mi ha dato e ha dato una mano a tutti noi, non da poco. Io mi sono trovato con infermieri e medici subentrati, e quindi che hanno sostituito il personale della società che gestiva la casa di riposo, che era malato, e li ho avuti lì per 6 mesi. E questo ci ha anche consentito di acquisire esperienza e di poter dare disposizioni tali per cui siamo passati indenni fino ad oggi dal Covid. L'abbiamo avuto adesso dei 4 casi, ma non hanno avuto alcun problema. E questo perché sono state date regole e sono state date linee di comportamento ben specifiche che hanno tutelato la casa di riposo. Questo è con l'esperienza. È per questo che dico che il politico dovrebbe acquisire prima un po' di esperienza, no? Perché altrimenti poi l'esperienza l'acquisisce quando già tante cose sono successe. Meglio fare il politico, il sindaco o il comandante dei carabinieri? Guarda, è una domanda da $1 milione. No, no, le rispondo con tutto il cuore. Io ho fatto il comandante dei carabinieri per 40 anni. Sì. È stata l'esperienza più bella della mia vita in assoluto. Io sono grato all'Arma, ho avuto un rapporto bellissimo con il personale che ha lavorato con me, anche con i miei superiori, e mi ha lasciato tanto dentro e mi ha dato tanto, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista culturale, professionale. Mi ha fatto capire anche tante cose che sembrano impossibili per uno che non vive direttamente la vita dell'Arma. Mi ha fatto capire che l'umanità è fondamentale, che bisogna essere servitori e non farsi servire. E queste sono situazioni che quando si vivono in prima persona e te le porti sulla schiena, ti fanno sentire bene. Se tu sai di essere servitore e non di farti servire, stai bene. Ho già capito la sua risposta. Senta, è riuscito a cambiare un po' Mortegliano, nonostante questo carattere d'emergenza che ha dovuto affrontare tra il Covid e anche il fatto che vi sentite un po' abbandonati voi sindaci? È come chiedere al macellaio se la sua carne è buona. No, dovrebbe chiedere ai morteglianesi se è cambiato un po' Mortegliano. Ce la stiamo mettendo tutta. Io e i ragazzi che sono con me stiamo dando... Sta parlando di ragazzi, quindi giovani? Sì, io ho puntato sui giovani. Sì. Quando ho iniziato la campagna elettorale ho preteso i giovani all'interno e ho detto non voglio persone che abbiano già avuto esperienze passate, pregresse, ma non perché non le stimi o perché non le ritenga capaci, ma perché è necessario che i giovani vengano introdotti nei comuni, nelle amministrazioni, che prendano coscienza di che cosa vuol dire amministrare un paese, cosa vuol dire amministrare una comunità, che non è semplicemente fare la strada o il marciapiede, ma è fatta di tante cose, di tante sensazioni, di conoscenze, di rapporti tante volte anche forti, ma che servono per dare un qualcosa di più alla gente che vive in quel comune. E se i ragazzi crescono e si formano, poi possono andare avanti e possono sicuramente portare migliorie. È chiaro che hanno necessità di qualcuno che li indirizzi, ma non possiamo pensare che i giovani siano solo internet, siano solo mi sfugge il termine, non lo uso, social, ecco. Certo. I ragazzi sono molto, molto di più. Avete fatto tante iniziative di cultura? Ne abbiamo fatte tantissime. Avete valorizzato anche il campanile? Abbiamo valorizzato il campanile, abbiamo fatto il giorno della memoria, abbiamo inaugurato la mostra di Ciliberti, 2 drappi sono scesi per 50 metri, dipinti dal maestro, sono scesi per 50 metri al campanile, abbiamo messo opere sue all'interno del campanile, all'interno dell'ingresso del comune, nella piazza del comune. Sia al primo piano del campanile e al piano terra anche al primo piano.
Abbiamo accompagnato tutto quanto con anche una parte lirica, quindi con dei pezzi, con una cantante lirica, abbiamo fatto un po' di cose. Certo, riesco a capire che dalla cultura può rinascere un intero paese e aggregarsi ancora di più attraverso i giovani, no? Perché la cultura è un po' il motore. Allora, cioè non esistono strade in marciapiedi, cioè, è vero che quelle mettono a posto, però per aggregare i giovani servono questo tipo di iniziative. Per aggregare i giovani servono, noi abbiamo, ecco, un'altra cosa importante, abbiamo fatto una consulta dei giovani, quindi c'è un gruppo di giovani che si riunisce, che ha un suo presidente, un suo consiglio direttivo e che porta idee, porta suggerimenti, ci fa capire quello di cui hanno bisogno, che i giovani hanno bisogno, e queste sono cose importanti per la comunità. Certo. E noi dobbiamo puntare su questo. Un comune ha bisogno di due cose: di soldi per fare opere e mettere a posto, e di gente, ragazzi giovani e anche meno giovani, che hanno voglia di costruire per la comunità. Mi pare di capire, chiudo così la puntata, che la seconda parte è un po' più facile. Piuttosto che è più facile avere dei giovani vicino a questo punto piuttosto che soldi, visto che non è che ce ne siano tantissimi. Ma con PNRR magari ne avremo, però... Ma Erich Fromm ha fatto un libro sull'essere o sull'avere. Lui parlava di altre cose, parlava di essere o avere riguardo alla propria persona, ma oggi possiamo trasferirlo sui giovani e sulla disponibilità economica di un comune. L'avere tante disponibilità economiche e non avere qualcuno che le sappia utilizzare al meglio e che da queste disponibilità ne tragga profitto, non profitto personale, ma profitto culturale, profitto di crescita, nell'inserirsi in un ambiente, nel migliorare il proprio ambiente, non serve avere. Bisogna essere giovani, quindi dare se stessi. Grazie Zuliani per essere venuto in trasmissione. Grazie. Bocca al lupo di tutto. Grazie. Soprattutto per la sua comunità. Grazie. Noi ci vediamo domani sempre con Screenshot, solita ora 19:45. Grazie, arrivederci.